sanno che il distretto ittico di Rovigo e Chioggia fa circa 850 milioni di fatturato all'anno e occupa circa 8.000 addetti e ci sono 3.000 imprese, 2/3 in Polesine e 1/3 a Chioggia. Primo dato. Secondo dato, siamo nel nostro territorio veneto i secondi produttori al mondo di vongole dopo la Cina. Il Veneto rappresenta il 17% del PIL nazionale della pesca. Sono sufficienti per far capire il valore economico e sociale di questa economia? Ne abbiamo la consapevolezza? No, perché il dato di fatto è che non c'è consapevolezza. Allora è il caso di cominciare a ragionarci, perché non possiamo pensare che è un'economia che va da sé, perché molto spesso è lasciata a se stessa. E io mi batterò fino all'ultimo per il ruolo del Presidente del Distretto Ittico, non per fare l'attività del quotidiano. Io non mi sostituisco né all'attività dell'associazione del primario, né a Federcopesca, Federpesca, Lega Pesca, quant'altro, che già assistono in maniera egregia i propri associati. Io devo dare un contributo che è quello della lungimiranza, che è quello che poi chiedo alla politica. Prima il sindaco Beltrame diceva che dobbiamo avere una visione che non essere quella del campanile, ma una visione più ampia. Siamo in un sistema globale, ma alla visione dobbiamo aggiungere anche la lungimiranza, perché non possiamo vivere del quotidiano, non possiamo concentrarsi sulle emergenze che ci sono tutti i giorni. Per le emergenze ci sarà una fase, ma ci deve essere la fase della lungimiranza, della strategia, del capire dove andremo, perché noi dovremo, tutti abbiamo il dovere, io per primo, di lasciare ai nostri figli un qualcosa di diverso, di migliore, di duraturo. Non possiamo depauperare il nostro territorio. Noi abbiamo la pesca e la specificità del nostro territorio è fatto dalla produzione di molluschi, dei vongole. Siamo i leader a livello nazionale, indiscussi leader a livello nazionale, però non abbiamo la consapevolezza probabilmente che noi fra 10 anni probabilmente non avremo una vongola. Noi in 10 anni abbiamo perso il 50% della produzione di seme da natura, quindi se noi vogliamo seminare dobbiamo comprarlo, ma quando lo compriamo spendiamo milioni di euro, ne perdiamo la stragrande maggioranza della semina, non siamo in grado di capire perché la natura non ci ridà quello che prima ci dava. Cioè, se non capiamo questo facciamo fatica ad andare avanti. In 10 anni abbiamo perso il 50% di tonnellate di produzione, 50%. Siamo passati da 80 milioni di tonnellate a 40 milioni di tonnellate. Ecco perché col sindaco, con i sindaci di questa amministrazione stiamo lottando per portare avanti un progetto di ricerca. Noi dobbiamo capire il fenomeno e capire se riusciamo a rimettere in buono, invertire questa tendenza. Quindi dovremo studiare con l'università, ci metteremo degli anni, ma se non lo facciamo adesso e aspettiamo sempre che qualcun altro venga ad affrontare il problema quando ormai il problema è conclamato, non ne usciremo. Quindi vorremmo investire in ricerca, innovazione, le risorse ci servono per questo. Ecco perché bisogna avere una visione a 10 anni, non a 2 anni, a 3 anni, perché tanto questo non cambieremo nulla. È più difficile, è più complicato, bisogna convincere più gente sicuramente, ma se non facciamo questo veramente abdichiamo il nostro ruolo di rappresentanze, di stakeholder che devono soprattutto insegnare. Dobbiamo uscire dalla logica di un paese miope, dove è più facile dire di no a tutto e quindi anche tapparsi gli occhi di fronte all'evidenza perché è più semplice. La cosa più difficile è proprio quella di pensare, ragionare, intervenire, agire. E beh, insomma, credo che ormai siamo maturi per farlo tutti. Cioè, io ho i capelli bianchi, io sto guardando l'orizzonte della pensione perché l'anagrafe questo mi condanna, quindi non per altro, insomma, non perché la stia cercando, è una questione puramente anagrafica. Però insomma, prima di andarmene ho un desiderata nel cassetto, che è quello di veramente di aver lasciato un segno nel distretto ittico per avere introdotto ricerca e innovazione. Stiamo lavorando su un progetto di utilizzo dei gusci dei molluschi per fare polvere di calcio. L'abbiamo già sperimentata, prototipata per l'utilizzo di materiali che assieme a un polimero e a un ammendante sostituiamo parte dei polimeri della plastica naturali. Lo stiamo sperimentando anche nell'ambito della stazione sperimentale del vetro di Venezia, di Murano, per
vedere se sostituiamo la calce che si compra con la calce dei gusci. Sono cose che ci permettono di fare quella che si chiama l'economia circolare, quindi sostenibilità, economia circolare, che è quello che ci permette di trattare quello che oggi è classificato purtroppo come un rifiuto speciale, che diventi una materia prima secondaria, che vuol dire che invece di pagare per smaltire, ributtare, nascondere, perché dopo costa tutto, quindi ti porta a farti tutto, ad avere un benefit perché conferisco un rifiuto. Cioè, questa è la spinta su cui dobbiamo tutti lavorare, essere consapevoli. Allora, 3 parole per concludere, perché ripeto, volevo essere veramente telegrafico. Visione, quindi visione che vuol dire non solo campanile, ma vuol dire lungimiranza. Concertazione, perché assieme si cresce, da soli si è limitati, quindi concertare. Bene stanno facendo i sindaci che cominciano a mettere assieme, frequentarsi, costruire i gruppi. Noi l'abbiamo costruito, metto un attimo la giacchetta di Confindustria, sulla zona dell'Alto Polesine e del Medio con la ZLS. Abbiamo raggruppato 18 sindaci, abbiamo lavorato con loro per la ZLS. Il risultato c'è, e c'è una condivisione tra tutti questi sindaci che è esemplare. Quindi continuare sulla logica della condivisione, di mettere a sistema determinate logiche e poi la capacità di decidere. Purtroppo siamo un paese dove è più facile non decidere, rinviare perennemente, è più facile, perché se dico di sì, dopo quello mi tiro contro, allora dico ni, dico vediamo, dico vedremo, cioè non possiamo andare avanti così, bisogna avere anche alcune volte il coraggio di decidere, non si è sempre popolari, non si può essere sempre popolari, non si è per tutte le stagioni, bisogna saper decidersi, che vuol dire assumersi delle responsabilità. Insomma, noi siamo imprenditori che tutti i giorni ci alziamo non sapendo cosa ci succede. Io dico che sono degli eroi gli imprenditori, io sono un direttore di un'associazione, non sono un imprenditore, ma lo vivo in simbiosi, perché tutti i giorni si alzano, combattono tutti i giorni contro un qualcosa, non si sa mai se qualcosa di nuovo nasce, e purtroppo nasce ogni giorno qualcosa di nuovo, ma siamo abituati a dover decidere, non possiamo non decidere. È quello che mi aspetterei dalla politica, da una classe politica nuova, rinnovata, che ha voglia di accettare determinate sfide, perché se no perdiamo l'ultimo treno, che è quello del PNRR. È un treno che passa una volta, non passerà più. Ci sono dei filoni prima ben elencati di destinazione delle risorse. Se io dovessi guardare il territorio del Polesine e dovessi dire dove investirei le risorse sul piano delle infrastrutture, dedicate alle infrastrutture, non ne farei tante, punterei sulla Romea commerciale, che vuol dire mettere insieme il numero dei sindaci per fare la Romea commerciale, cioè sono 30 anni che ne parliamo. Completerei la Transpolesana da Rovigo al mare, perché non possiamo essere slegati, c'è un territorio slegato, cioè se non concludiamo la Transpolesana non parliamo più della Macaramata, la Transpolesana che arrivi fino al mare, che si interseca fino al mare, e farei una bretella di collegamento Eridania-Transpolesana, perché manca oggettivamente, e sfrutterei la navigazione. Fissero, tardo, piano bianco, fine del parlare, sfruttiamo. Questo è quello che farei, grazie.